Settima corsa, premio Enio. Sono 8 cavalli di 4 anni di buona levatura al via, con il numero 1 Dotto dell'Est Antonio Greppi, 2 Dynamite Bar Andrea Guzzinati, 3 Dragons Bar Roberto Vecchione, 4 Denise Dorian Mail Maurizio Cheli, 5 Dawson dei Greppi Alessandro Raspante, 6 D'Amore Mail Enrico Bellei, seconda fila 7 Dumane Dasti Franco Ferrero, 9 Dylan Chris Roberto Faticoni. La macchina stacca, l'errore di Dotto dell'Est, facile al comando Dynamite Bar su Denise Dorian Mail. Dotto Di fuori Dawson dei Greppi squalificato. che sbaglia per un attimo, poi si riprende al volo, ma non vuole rimanere allo scoperto, allora si ritrae in ultima posizione. Terzo alla corda è Dylan Chris avanti a Dumane Dasti, allo scoperto si ritrova così D'Amore Mail. 15 per i primi 200 metri di corsa. Dynamite Bar al comando, Dragons Bar che è partito con moltissima cautela, ora si mette in mezzo alla pista e risale allo scoperto. I primi 400 metri da parte di Dynamite Bar in 36. Arriva Dragons Bar al lato di Denise Dorian Mail, che è seconda allo steccato a precedere Dylan Chris, D'Amore Mail in seconda pariglia, poi Dumane Dasti. Si completano i primi 600 metri in un comodo 45,9 per la leader Dynamite Bar, la quale al passaggio davanti alle tribune vede al suo esterno la sagoma di Dragons Bar che inizia a premere sull'acceleratore. 1 minuto e 2 decimi per il primo giro. Dynamite Dragons, i due più attesi uno accanto all'altro. Denise Dorian Mail allo steccato con accanto D'Amore Mail, poi Dumane Dasti che va a fare la terza pariglia chiudendo lo steccato Dylan Chris. Il chilometro in 1,15 spaccato. Dynamite Bar in vantaggio, Dragons Bar che dà un altro severo attacco alla battistrada, va a coprirla completamente a 500 metri dalla conclusione. Fuoco alle polveri con Dragons che attacca e Dynamite che si difende. Arriva la curva che è a vantaggio dell'allieva di Guzzinati, mentre cala Denise Dorian Mail, si infila allora D'Amore Mail. Quando siamo a 300 metri dalla conclusione, Dynamite in vantaggio, Dragons che attende la fine della piegata, D'Amore lì a tiro dei primi due, Dynamite Bar in vantaggio, Dragons Bar che vede la dritta, si rimette dritto e passa nei confronti di Dynamite. Dragons Bar, super la prima per Alessandro Gocciadoro, il training, la guida è quella di Roberto Vecchione e i colori della scuderia Regina Horses, il figlio di Oro Puro Bar e Noce de Tango Bar. 29,5 ad arrivare dopo un 29,3, 1,14 ragguaglio cronometrico. Il successo in percorso esterno di Dragons Bar, molto bravo nelle fasi iniziali Roberto Vecchione a tenerlo di trotto e a ingambarlo al momento giusto. Percorso esterno di pregevole fattura, successo del numero 3 Dragons Bar, Roberto Vecchione, Alessandro Gocciadoro, la scuderia Regina Horses.